le cose che conosco. Mi piace dire i silenzi che fanno rumore. In mezzo a tutta questa gente sento il rumore dei miei passi, il suono che si muove tra questi muri antichi, come se sapesse la strada che io faccio fino al posto dove mi piace stare, a lavorare sulle cose che a me piacciono. Spostiamo le carte per farci spazio, ma sono carte che contengono spazi infiniti. Questo è un posto dove mi piace stare, fermarmi. L'idea che mani diverse per 2 secoli almeno abbiano aperto questi libri Tintoretto, mi emoziona davvero. Paolo Veronese. Se mi avvicino posso quasi toccarli. Conosco questo profumo. Sono i libri, il profumo dei libri. Invece di stare al riparo dietro a tutto questo passato, ci piace avere progetti nuovi ogni giorno, tutti i giorni. Ci vogliono 73.000 giorni per fare 2 secoli. 2 secoli di pensieri che sono stati pensati o portati in queste stanze. Emozioni che hanno trovato il loro posto qui. Emozioni che io sento. 300 sedi, 160 eventi all'anno. Più di 10.000 persone che vengono qui per ascoltare, vedere, Che strano, capire senza cose che gli sedie. interessano. Fa più soggezione, ma è anche più Che non bello, sono quasi numeri. più leggero. 500 soci, veneziani e anche stranieri. Appeso agli sguardi di questa platea fantastica, l'aula magna con il purgatorio di Palma il Giovane e il giudizio universale. Persone che diventeranno famose anche per quello che hanno portato qui. Un libro, un'arte, un'esperienza, un altro modo per farci viaggiare. Prima i dettagli o mi perdo. Jean Cocteau diceva che Venezia è l'unica città dove i leoni volano e gli uccelli camminano. Così mi piace di più. Sulla carta. Teatro, musica, caffè.
fondazione dell'Ateneo Veneto è del gennaio 1812. Un'idea di Napoleone. Magari trovo delle stampe da impaginare con le foto di quando non c'erano le foto. Le foto non sono più foto, milioni di punti che creano immagini. Quello che per me è più importante dell'Ateneo Veneto è che è un luogo aperto a tutti, la cui porta è sempre socchiusa, basta entrare, ascoltare e partecipare. Una istituzione che nulla chiede e che molto offre alla nostra città. Io credo che una delle caratteristiche dell'Ateneo sia il fatto che oltre a essere il luogo del dibattito è anche in una qualche maniera un luogo degli affetti. E come diceva Kant, l'intellettuale deve portare la lanterna davanti al re, mai lo strascico dietro al re. I soci sono proprio la risorsa più prestigiosa. Cultura alta, ma non d'élite. Buon compleanno, Ateneo Veneto. Papamina, papageno, tatamina.